Buongiorno, siamo in partenza per una nuova gita. Sono quasi le 7, forse sono già le 7. Andremo a Rifugio Giussani a Cortina, tra la Tofana di Rozes e la Tofana di Mezzo. Quindi è un percorso molto semplice in realtà. Mi preoccupa particolarmente perché sono fuori allenamento e so che bisogna praticamente salire un ghiaione, è tutta strada, non c'è niente di pericoloso, niente di così faticoso, però staremo a vedere. Partiti per il Rifugio Giussani. Prevedo un sentiero abbastanza faticoso, anche se è su strada normale, sterrata. E fa freschetto. Quanti gradi c'erano? 7 gradi. Abbastanza fresco oggi. Eccoci, eccomi perché lui è già davanti. Comunque, dietro vedete il paesaggio, c'è la Croda da Lago, c'è la luna e c'è un quad. Ci metteremo più del previsto, cioè è circa un'ora e mezza di salita. Noi ci staremo di più, sicuramente di più. E qua è bello tosto, è bello in piedi, c'è pendenza. Comunque stiamo andando verso il sole perché qua fa veramente fresco. Ho perfino il mento ghiacciato, come d'inverno. Ho abbandonato decisamente lo stabilizzatore perché non funziona come il mio amato DJI Osmo e quindi niente, è anche costato quasi la metà. No, quasi la metà no, circa. Comunque sentiero 403 e siamo quasi arrivati. Faccio veramente difficoltà, inizio ad avere dolori alle anche, però con tante pause si fa lo stesso.
vuole tirarmi un sasso. Ma l'avete visto che sasso? No, non mica una roba semplice. Andiamo. Questo Allora, siamo quasi arrivati al rifugio. Lì c'è ancora chiaramente neve, perché ieri sera nevicava sulle montagne, però questa è vecchia. E guardate questa montagnola qui, era quella che si vedeva da giù, e lì c'è l'altra valle che scende, però il sentiero è su questa. Oh, siamo quasi arrivati al rifugio Giussani. Sapete una cosa? Io non ho messo la crema per il sole sulla faccia, quindi mi sa che stasera sarò non rossa, di più. Il rifugio Giussani. Siamo arrivati. Oh mamma, che fatica. Che fatica. Ecco. E adesso c'è anche la mia amica qua, aspetta. Voglio andare qua a vedere una cosa. Prima di andare al rifugio. Ah, che bella valle. Bellissimo. Questa è una valle tosta da fare in salita, meglio in discesa. Bellissimo. E di là si arriva alla Gazzuoia anche, volendo. Persone che salgono sulla Tofana. Stanno salendo o scendendo? Salendo. Io ho preso un tè caldo, guardate che carino, il limone in bustina, non l'ho mai visto, mi meraviglio di poco. Tè caldo, Franz Coca. Salve. No, è bellino il rifugio, eh. Questo è il rifugio all'interno. Guardate che bella questa zona qui. Stupendo. Dopo vi faccio vedere gli sgabelli che sono lì davanti al bancone del bar. Eccoci, qua c'è il posto per gli zaini, per chi dorme qui, ha scarponi e zaini e bastoni. E voilà, è arrivata un po' di gente nel frattempo, eh sì, è arrivata un po' di gente.
Allora salutiamo il rifugio Giussani. Francesca, ciao! E tornerò su io da sola un pomeriggio dopo lavoro. Adesso che so com'è insomma la strada, il sentiero, tornerò io. E adesso andiamo a metterci un po' al sole e a mangiare qualcosina, che abbiamo solo bevuto là dentro, che io avevo preparato i panini ieri sera. E molto bello il rifugio all'interno. Ci mettiamo qua su, qua anche qua in mezzo. Scaliamo le rocce, les roches. Non si vede niente. Ah, è una valletta così. O qua giù o anche qua su. Ecco, ci siamo appollaiati qua e vediamo anche il rifugio. Sì, ci controllano da distante. Bello, bello. Praticamente di qua, se si scende la Val Travenanzes, si arriva a Fiames, perché... Cosa è successo? Stanno facendo quello che ti dicevo io. Stanno facendo quello che diceva lui. Il giro, guarda c'è un persone in cima, vedi? Lassù? Sì. Sì, vedo per una forse, 2, 3. Se sono persone. Sì, vabbè, c'è tutto un giro qua. Questa è la Tofana di mezzo, in sostanza. E insomma si fa il giro tondo, si arriva a Fiames, la località Capoverde, non so se voi la conoscete, dove ci si può fare anche un po' il bagno ai piedi. E niente, bello, bellissimo.